Sia i dati europei che i dati internazionali lo dicono chiaramente: il paziente che è in sovrappeso o obeso ha un rischio di mortalità una volta contratta l'infezione da SARS-CoV-2 di gran lunga superiore al paziente normopeso. Questo per tutta una serie di considerazioni: primo, perché il soggetto con obesità spesso è anche un paziente che ha altre comorbidità assieme. Malattia severa l'obesità, in cui il periodo del Covid ha inciso, spiega il dottor Vettor, in termini di aumento del peso generale della popolazione e relative conseguenze. Il 10% della popolazione italiana è obesa, detenendo il primato in Europa. In Veneto è un bambino su 3 ad essere sovrappeso o obeso e lo scenario che si prospetta è allarmante. Dati scientifici parlano di 13 tipologie di cancro legate all'obesità. L'obesità sarà una delle pandemie del futuro. Uno è il cambiamento climatico, è il global warming. L'altro è la malnutrition, o meglio l'undernutrition in certe popolazioni, e l'altro elemento è quello della malnutrition per eccesso, o per quello che è il cosiddetto cibo spazzatura, il junk food, che produce obesità. L'attività del Dipartimento di Medicina, dei sistemi, dell'azienda ospedaliera, hub di riferimento per la malattia in tutta la regione, non ha mai interrotto la sua attività in periodo pandemico e ora torna a respirare aria pre-Covid. La nostra attività è un'attività che non si è mai fermata, perché abbiamo sempre risposto a quella che era stata la domanda dei pazienti. I nostri ambulatori non sono stati mai chiusi, tranne un brevissimo periodo durante la prima ondata. Le nostre attività di elezione non sono mai state chiuse in nessuno degli ambiti del Dipartimento.